Eccoci qui, allora siamo tornati in onda per parlare ovviamente come sempre nelle nostre dirette quotidiane degli aggiornamenti su quello che riguarda l'emergenza coronavirus. Avete sentito il governatore del Veneto, un suo riassunto della situazione, parte sempre ogni giorno dai casi, quindi numeri che sembrano freddi, che sono freddi ma che in realtà insomma danno un po' l'idea della situazione e poi gli aggiornamenti. Direi che insomma è importante anche il tema dell'acquisto dei materiali sanitari. Luca Zaia ha detto che ci sono milioni di mascherine che stanno arrivando, ce ne sono dice 13 milioni e mezzo addirittura di presidi, quindi mascherine, guanti, tute che stanno arrivando e direi che è senza dubbio un dato interessante. Fra poco ci collegheremo con vari ospiti perché insomma stiamo cercando un po' di avere anche il quadro della situazione sull'attualità. L'attualità è legata molto al lavoro, quindi le imprese che chiudono perché insomma il decreto elenca esattamente chi può rimanere aperto e chi può chiudere. C'è però anche una presa di posizione da parte dei sindacati che ha addirittura optato per lo sciopero. Andiamo a vedere il servizio relativo proprio al motivo e perché i sindacati hanno deciso di scioperare, poi torniamo e ne parliamo con il nostro ospite. E CGIL sciopero, questo è il servizio che vediamo insieme, che poi non è solo CGIL ma sono tutti i sindacati. Continua l'agitazione nel mondo metalmeccanico padovano legato al decreto del 22 marzo del 2020 e la situazione generale provocata dal diffondersi del Covid-19. I sindacati affermano che sono tante le aziende che chiederanno al prefetto una deroga per rimanere aperte, quando invece per il bene generale e per la salute dei lavoratori sarebbe meglio chiuderle. Invece di essere tutti quanti uniti per sconfiggere l'emergenza del coronavirus e terminare il contagio, in questo momento diverse aziende stanno utilizzando il DPCM e le possibilità che il DPCM ha offerto per rimanere produttive e operative, in barba al fatto all'appello che più volte medici e sanitari hanno detto che dobbiamo stare a casa per tutelarci e per non aggravare le condizioni di chi sta lavorando per la salute di tutti quanti. CGIL, CISL e UIL stimano che nel Padovano siano 322 le aziende che hanno chiesto o stanno per chiedere la cassa integrazione per un totale di oltre 13.000 dipendenti. In questo momento i lavoratori metalmeccanici hanno deciso di non accettare questo tipo di condizione di scioperare per ribadire che solo le attività veramente essenziali debbono rimanere aperte. Anche oggi in diverse aziende metalmeccaniche si sarebbero registrati contagi, alcuni dipendenti sono stati messi in isolamento e i sindacati chiedono dunque di chiudere le aziende condividendo i percorsi con i rappresentanti dei lavoratori perché la vera sfida, dopo quella sanitaria, verrà dopo e sarà legata a come si riapriranno le aziende e si rilancerà il tessuto produttivo padovano. Gran parte delle aziende del nostro comparto lavorano per l'esportazione e dunque ne traggono profitto e benefici dalle vendite all'estero, per cui non assolutamente una condizione essenziale per i lavoratori e per i cittadini. Eccoci, allora, tornati in studio, lavoro, aziende, insomma è un tema delicatissimo che riguarda non soltanto questi giorni, ma soprattutto quello che succederà poi in futuro. Un vero addetto ai lavori è l'assessore regionale alle attività produttive che abbiamo in collegamento via Skype, che è Roberto Marcato e che ringrazio per la sua disponibilità. Buongiorno Assessore. Buongiorno, grazie a voi per l'ospitalità. Buongiorno, allora tema delicatissimo, quello del lavoro e se vuole partiamo dalla cassa integrazione perché sono molte le aziende che ricorreranno alla cassa integrazione e alcune sono preoccupate perché come funziona, cioè quando arriveranno i soldi, come arriveranno, lei è in contatto anche con Roma, con il Ministero e quindi ci può dare un po' il quadro della situazione? Guardi, è successo quello che purtroppo immaginavo, ma che almeno in periodo di coronavirus speravo non succedesse. E invece questo paese dimostra di essere sempre lo stesso identico medesimo paese. Allora, voi immaginate che oggi il Ministro ha dato il riparto delle risorse per la cassa integrazione su base regionale. E secondo voi? Allora le date, ovviamente al primo posto c'è la Lombardia, poi c'è, vado a vederlo letteralmente perché è una cosa straordinaria,
c'è la Lombardia, poi c'è il Lazio, l'Emilia Romagna, la Sicilia, la Puglia, la Campania e dopo tutti questi il Veneto, in termini di quantità di risorse. Ora adesso voi dovete spiegarmi, visto che ieri tra l'altro il ministro Provenzano ha detto che dobbiamo pensare a delle risorse perché nel sud ci sono molti lavoratori in nero, oggi la sua collega fa il riparto per le casse integrazioni e noi veneti dove siamo? Dopo la Puglia, la Sicilia e la Campania. Ma secondo voi è verosimile sta roba qua? Cioè noi abbiamo meno bisogno della Puglia, della Campania, della Sicilia di cassa integrazione per i nostri dipendenti. È la solita Italia. Era quello che io speravo di poter scongiurare, e cioè che non ci fossero i soliti metodi. Assessore, provo a farle una provocazione, ma lei dice così per fare polemica con Roma? Ma quale polemica? Allora, scusi, lo chiedo a lei, quali sono le 3 regioni oggi più colpite e dal coronavirus e dall'impatto economico? Quali sono? Lo sanno tutti, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, giusto? E sono anche le 3 regioni motore economico di questo paese. Ieri il ministro Provenzano ha detto che dobbiamo pensare a delle risorse al sud perché ci sono tanti lavoratori in nero, cosa che dal punto di vista etico è irricevibile. Ma allora scusatemi, se le 3 regioni più colpite sono queste e le regioni del sud hanno un sacco di lavoratori in nero, ma per quale motivo il governo destina le risorse maggiori in quelle regioni e non al Veneto? Quindi spiegatemi. Mi sono fatto una domanda, le ho fatto una domanda, mi do anche già la risposta. Cioè, guardiamo i numeri, lei mi sta rispondendo, basta guardare i numeri, quindi non è questione di polemiche, guardiamo i numeri. Ecco, poi anche sta roba da favoletta rosa, per cui non dobbiamo fare polemiche perché c'è il coronavirus. Attenzione, non si fanno polemiche perché c'è il coronavirus, ma non è che di fronte a una cosa sbagliata tu rimani in silenzio perché c'è il coronavirus. Se una cosa è sbagliata, chi come me è stato eletto dal popolo ha il dovere di dirlo, ha il dovere di dirlo, perché io non faccio l'assessore, non sono l'assessore allo sviluppo economico perché una mattina mi sono svegliato, sono stato eletto e i veneti da me si aspettano che li rappresenti. Quindi quando trovo incongruenze del governo, io ho il dovere di dirle a gran voce al governo. Ma ci mancherebbe. Ma quindi, assessore, adesso ai nostri imprenditori che si stanno attivando per la cassa integrazione, perché insomma vogliono utilizzarla, che cosa gli diciamo? Che vediamo se bastano le risorse perché devono andare in Puglia prima, perché in Puglia abbiamo un sacco di aziende, in Campania, in Sicilia abbiamo un sacco di aziende. Non vorrete mica mettere la quantità di PMI che ci sono in Sicilia con quelle che ci sono in Veneto? Ma scherziamo, là ce ne sono 20 volte quelle che ci sono in Veneto. Non è una cosa inaccettabile questa. E quindi loro comunque il consiglio è quello di fare ovviamente preparare tutte le carte che servono, questo è logico ovviamente, e poi restare in attesa e sperare che avanzino soldi in un certo senso. Ma assolutamente no, ma avanzino soldi no, su questo noi faremo la voce grossa, ma non esiste una cosa del genere, non esiste, è la solito atteggiamento all'italiana dove buttiamo i soldi così come ci viene al mattino. Ragazzi, se non abbiamo capito che devono ripartire prima di tutto queste 3 regioni, non abbiamo capito nulla. Ecco, ha detto una parola chiave, assessore, la ripartenza. Cioè adesso vabbè, non sappiamo neanche ancora la data, una presunta data di fine emergenza, però stiamo già pensando a questo, lei sta già pensando a questo, cioè ripartire adesso diventa un po' il tema caldo, il tema cruciale. No, ma certo, ma anche perché è questo poi che mi fa male, perché abbiamo degli imprenditori che oggi stanno perdendo miliardi di euro di fatturato e lo fanno in silenzio e con dignità. Molti di questi hanno già convertito le loro linee produttive su altri prodotti che possono essere in linea con i tempi che corriamo. A questi imprenditori non si può mancare di rispetto, cioè, e questi sono là che scalpitano per poter riprendere a fare il loro lavoro. Almeno gli strumenti previsti dobbiamo darglieli a questi imprenditori. Io mi batterò come un leone perché ci sia equità nella risposta,
perché non esiste che al Veneto, che sta pagando uno scotto così grande, non venga data l'attenzione che merita, non esiste. Su questa chiusura, Assessore, cioè sulla chiusura delle aziende che avviene in queste ore per molte, questo elenco, diciamo così, che è stato aggiornato più volte, cosa diciamo? Ma allora, intanto che rispetto alle premesse e alle promesse le chiusure sono nettamente inferiori, perché fra l'elenco dei codici Ateco previsti dall'allegato al DPCM e le filiere a questi collegati, francamente io l'ho chiamata 6 gradi di separazione economica, praticamente sono, non dico tutte, ma quasi collegate, quindi è difficile immaginare che ci siano delle filiere produttive intere che restano fuori da questo decreto. In realtà non sono tantissime le aziende che devono chiudere, perché bene o male sono tutte collegate fra di loro, però è del tutto evidente che stiamo pagando uno scotto in termini di decremento di fatturato che è davvero impressionante. Ripartiremo o no? Ripartiremo, Assessore, ci vorrà fatica, ma ripartiremo. Ma no, ripartiremo assolutamente sì, perché intanto questa emergenza del coronavirus finirà, non ce la terremo in eterno, uno, e due, perché nel nostro DNA abbiamo degli anticorpi che sono dei barracuda. Noi siamo fatti così, siamo fatti per cadere e rialzarci immediatamente, siamo fatti per non aspettare che arrivi l'aiuto di qualcuno per rimetterci in moto, e siamo fatti per lavorare. I veneti sono fatti così, e questa è la materia di cui sono fatti i veneti. Dagli imprenditori che sente lei, insomma, un po' il polso della situazione, c'è molta attenzione alla sicurezza dei lavoratori, come è giusto che sia, tra gli imprenditori veneti? Sì, assolutamente sì, ma le dico anche perché non è neanche una questione, come dire, etica, ma è il fatto che qui il nostro tessuto produttivo del Veneto è fatto per il 97% delle aziende di aziende che hanno meno di 10 dipendenti, il che vuol dire che in queste aziende il titolare, la moglie del titolare, i figli del titolare sono in azienda che lavorano con i dipendenti, cioè non è il sistema piemontese dove hai la grande azienda con il titolare che vive in un ufficio a 100 km a gestire la holding, no, a Bruxelles. Qua hai il titolare che viene su al mattino e va in ufficio e in officina assieme ai dipendenti, quindi come si può immaginare che un titolare così non sia attento alla salute sua, dei propri familiari e dei dipendenti? Nelle realtà più grandi però io vedo che c'è la stessa identica sensibilità, cioè, dopodiché ci sono situazioni in cui è difficile garantirla per motivi tecnici, questo è vero, e noi l'abbiamo detto in maniera chiara e netta: se non è possibile chiudi, però io vedo che c'è una sensibilità da parte degli imprenditori davvero straordinaria. Senta, col fatto che anche grazie a questi collegamenti, grazie in questo caso al collegamento che abbiamo con lei, siamo entrati a casa sua, ne approfitto un po' per chiederle come passa le giornate, come si sviluppano le sue giornate, dov'è adesso lei in uno studio? No, io sono a casa, e come le mie giornate come le passo? Malissimo, perché mi sembra di essere un criceto di quelli, no, che gira nella ruota. Perché fai tutto da casa, fai videoconferenze, le giunte le fai da casa, i consigli li fai da casa, e gli incontri Stato-Regioni li fai da casa, tutto in videoconferenze, il telefono inizia a suonare alle 6 di mattina e finisce a mezzanotte, per non parlare poi di tutta l'attività sui social dove hai contatti con migliaia di persone, però ti manca il contatto fisico, ti manca la stretta di mano, ti manca l'abbraccio, ti manca poter incontrare le persone, e diventa tutto più difficile. Anche qui, tra me e lei, è vero che come dire, le persone che ci vedono a casa ci vedono, punto. Però insomma, anche per lei cogliere l'emotività del suo ospite è una cosa diversa. È uno scotto che dobbiamo pagare tutti. Io potrei muovermi per motivi istituzionali, ma ho ridotto al minimo, anche quando posso farlo, però invito i miei interlocutori a collegarsi via Skype o via telefono, proprio per rispettare anche tutti quelli che non possono muoversi da casa e vivono in 40 metri quadri. L'hanno fermata lei mai finché era in giro in questi giorni? Quelle rare volte magari che è uscito, è stato fermato dalle forze dell'ordine? No, ripeto, esco pochissimo. Però con la spesa no, come è organizzato? Il supermercato ci va lei ogni tanto?
Allora, io vivo in una Non è sorta certo per farmi gli affari suoi, però credo che insomma sia... ma ci mancherebbe, è io anche le dico bello un po' tutto, non è nessun condividere problema. questo. Io vivo in una casa dove ci sono io da una parte con il mio appartamento, dall'altra parte mio fratello, sotto vive mia mamma e sotto dall'altra parte vive mia zia. E lei va a fare la spesa per tutti, noi commissioniamo a lei, alla zia, e lei va a fare la spesa per tutti, va una volta alla settimana, si carica come un mulo, poveretta, approfitto anche per salutarla e ringraziarla, e fa la spesa per tutti anche qua. Cioè, abbiamo cercato mia mamma è bene che non abbia contatti con nessuno, anche per l'età, ed è giusto che stia a riparo. Mio fratello invece lavora, lui lavora tutte le notti, perché lui lavora, è quel signore che vedete dietro il camion dei rifiuti, che raccoglie i rifiuti di notte, lui fa quello, e quindi è un servizio ovviamente essenziale, e quindi ci arrangiamo così. Io sono un cuoco pessimo, per cui insomma tendo magari a scroccare qualche pasto, o alla zia o alla mamma, e me lo porto nel mio appartamento, e ci arrangiamo così. Cosa vogliamo fare? Questo è. Certo. Grazie infinite, Assessore. Le chiedo prossimi appuntamenti, cioè oggi pomeriggio cosa farà, o domani mattina, che impegni ci sono, magari che interessano anche ai veneti? No, beh, oggi pomeriggio ho 2 incontri, uno con l'università e un altro invece con la direzione del mio assessorato, perché ovviamente stiamo lavorando per capire gli strumenti che abbiamo usato fino ad oggi, i bandi europei, se siano ancora in linea. Ovviamente no, e come riadattarli tenendo conto dell'esigenza del momento. Quello che poteva valere fino a 2 mesi fa, oggi è sorpassato, e quindi anche noi dobbiamo velocemente riadattare tutti gli strumenti di investimento che abbiamo immaginato. Bene, grazie infinite, Assessore Roberto Marcato, buon lavoro, Grazie buone a voi, videoconferenze. in bocca al lupo. Grazie, E io il Veneto. Grazie, ci risentiremo senza dubbio nei prossimi giorni, nelle nostre prossime dirette con l'Assessore. Grazie ancora, ci possiamo scollegare, ecco qua i saluti dell'Assessore Marcato. Dicevo, tornando per un attimo in attesa del prossimo collegamento, ci collegheremo con la nostra redazione di Mestre, un po' forse vale la pena ricordare come ci siano anche degli altri ospedali pronti ma non ancora utilizzati. Questo va bene ricordarlo, un po' per riassumere quello che è stato detto anche nel punto stampa del governatore Zaia, dall'assessore Bottacin. Oltre agli ospedali attivi ce ne sono altri 5 tra Verona, Treviso e Padova, che sono pronti a entrare in funzione per ospitare pazienti non affetti dal coronavirus. Nel caso in cui gli ospedali attuali vadano in difficoltà, sono pronti, già attivati, basta solo aprire la porta di questi altri 5 ospedali, per un totale di circa 740 posti letto, che sono pronti a ospitare pazienti non affetti da coronavirus. Quindi è un'altra notizia importante che dà l'idea di come davvero la Regione si stia attrezzando per qualunque evenienza. L'idea totale, complessiva e finale, è quella di avere 3.000 posti letto totali, quindi insomma si sta andando verso quella direzione. Allora, come dicevo, adesso andiamo nella nostra redazione di Mestre. Anna Maria Parisi è tornata dall'incontro che ogni giorno la stampa ha con il governatore Zaia, e allora Anna Maria, io quasi ti chiedo, quasi che, intanto ti saluto naturalmente, ti chiedo che aria si respira al punto stampa, cioè quando arrivate lì, un po' il dietro le quinte, arrivate, vi preparate, dove siete, raccontaci un po' anche proprio la parte logistica, che secondo me può essere interessante. Sì, infatti è interessante perché inizialmente, parlo di un mese fa, da quando era iniziata l'emergenza che qui da noi, noi dalla stampa si arrivava e si entrava dall'accesso principale di via Paolucci, per intenderci, a Marghera. Invece ora, da almeno una settimana a questa parte, forse poco più, si entra dal retro, da via Longhena. Questo perché? Per evitare che ci sia il famoso assembramento, in questo caso
della stampa, cioè noi giornalisti con gli operatori tecnici, visto che comunque siamo veramente in tanti che ci richiamano giornalmente lì nella sede della Protezione Civile del Veneto a Marghera. Ci siamo noi naturalmente, poi ci sono i colleghi della carta stampata e anche i colleghi delle TV del Nazionale, diverse troupe, quindi siamo proprio in tanti e chi non può venire per questioni legate a una logistica, ecco che manda direttamente le domande al portavoce del governatore Carlo Parmigiani, che sentiamo infatti porre le domande per conto dei colleghi al termine di quelle che vengono invece poste da noi che siamo fisicamente presenti sul posto. Come siete organizzate all'interno della sala, Anna Maria? Cioè dove siete? Perché ogni tanto viene inquadrato il tavolo, diciamo dove è seduto a capotavola Luca Zaia, ma non si vedono giornalisti lì, non si vedono persone sedute come capita di solito. Perché? Dove siete dislocati? Perché siamo effettivamente è così, non ci si vede perché siamo di fronte a lui e come accennavi tu c'è un grande tavolo, oltre al tavolo che è inquadrato dalla telecamera, c'è messo a ferro di cavallo, per intenderci, un'altra tavolata, un altro tavolo sul quale ognuno poggia, ogni tecnico, ogni operatore incaricato delle riprese poggia quelli che sono i materiali necessari alle riprese stesse e questo tavolo posto a ferro di cavallo fa da transenna, diciamo, tra noi della stampa e il governatore con gli assessori o comunque le persone che sono lì in conferenza. C'è attenzione agli aspetti sanitari e le precauzioni? È una delle misure. Esatto. Sì. Da dire anche che come hai visto, come hanno visto anche i nostri telespettatori da casa, adesso tutte le conferenze stampa vengono effettuate con tutti gli accorgimenti del caso e ognuno di noi, operatori, tecnici e anche lo stesso presidente Zaia con gli assessori di reparto del giorno utilizzano le mascherine. Certo, e ti chiedo anche che aria... Quindi c'è molta attenzione naturalmente. Attenzione, c'è anche tensione, cioè così leggendo un po' al di là delle dichiarazioni, quindi al di là delle parole, l'intervista al microfono, noi sentiamo quello che dice il governatore, ma insomma voi quando arrivate sentite se è una giornata più difficile delle altre, se la preoccupazione sale, se la preoccupazione cresce, riuscite a carpire questo? Oggi per esempio che idea hai avuto sull'andamento generale della malattia? Ma guarda, la preoccupazione credo che sia insita in tutti quanti noi, a cominciare da noi stessi operatori dell'informazione, visto che purtroppo il numero dei decessi parla da sé e quindi certamente già questo non è un dato confortante e non è assolutamente un dato da sottovalutare. Infatti, come dice quotidianamente lo stesso presidente di regione Luca Zaia, le prime persone, la prima medicina contro il coronavirus siamo noi stessi e come adottando tutte le misure necessarie a fronteggiarlo, a cominciare dallo stare a casa per chi non ha necessità di uscire, come ad esempio facciamo noi quotidianamente, per portare a casa della gente tutte le informazioni che riguardano non soltanto la questione del coronavirus a livello di dati, ma del territorio con le storie e la conferenza stampa anche del governatore Zaia e tutti gli aggiornamenti che si susseguono appunto ora per ora. Quindi per rispondere alla tua domanda non c'è certamente un'area serena, ovviamente, non c'è un'area
di calma, ma c'è un'area di calma apparente, perché questa situazione si evolve in costante aggiornamento di minuto in minuto, perché stiamo parlando di un virus di cui non si hanno, contro il quale non si hanno delle medicine certe, se non quelle che si stanno attuando in fase di sperimentazione. Infatti anche su questo oggi il governatore ha voluto mettere un punto chiaro, parlando di come, se sembra, ha voluto puntualizzare il condizionale, che possa, che tra i 6-7 farmaci che si stanno utilizzando in fase sperimentale possano dare dei risultati per quanto attiene appunto a questi farmaci utilizzati per l'artrite reumatoide. Non si sa che sviluppi possa avere questo nuovo Abigam, questo farmaco giapponese, che ancora non è utilizzato qui da noi in Veneto, ma comincerà ad esserlo in quel di Padova quando arriverà l'autorizzazione dell'AIFA. Certo. Questo l'abbiamo dell'Agenzia Italiana del sentito Farmaco. oggi durante la vostra diretta. Sì. Ultima cosa, Anna Maria, poi ti lascio lavorare. Sei in redazione a Mestre, a Marghera, quindi Sì. abbiamo un po' anche visto... Siamo arrivati adesso, come Ecco, vedi, non ci siamo... Sì. Appena rientrati dall'incontro con Zaia, adesso Sì. dovete lavorare per preparare i nostri telegiornali di questa sera. Ti chiedo la notizia del giorno del punto stampa di Zaia, cioè adesso preparerai sicuramente qualcosa proprio legato all'incontro. Cosa hai portato a casa secondo te come notizia del giorno dal punto stampa del governatore? Sì, notizia del giorno, notizie ce ne sono tante. Se poi me ne chiedi una in particolare, io a questo punto ti parlerei delle deroghe che lo stesso governatore pensa verranno attuate, a cominciare dalla discussione che dovrebbe essere in corso già da adesso, dalle 15, in videoconferenza con il governo, con il Premier Conte, le deroghe in merito alle misure Restrittive. di sicurezza, cioè dei 200 metri. Sì, che non devono essere, non ci si deve allontanare da casa per più di 200 metri per fare la spesa o andare alla farmacia più vicina. Ecco, deroghe in tal senso arriveranno, perché ha ricevuto le richieste di tante mamme, di ragazzi portatori di handicap, quindi con una diversa abilità, diciamo, a cominciare da un ragazzo autistico che, su indicazione di questa mamma veneta, ha necessità di camminare, perché ha necessità di stare all'aria aperta, diversamente incorre in problematiche maggiori rispetto a quante già non ne abbia. E allora ecco, da qui questa è una delle notizie del giorno, e così come per i ragazzi con diverse abilità, nuove deroghe verranno previste, ha anticipato il governatore Zaia, per chi ha necessità di avere assistenza domiciliare con fisiatri e infermieri, ma quindi ci sarà una maglia diversa in tal senso. Grazie Anna Maria, grazie mille, siamo riusciti un po' a capire cosa succede quando si va all'incontro con Luca Zaia, cosa succede nella nostra redazione di Marghera, e poi insomma una chiacchierata con Anna Maria per riassumere quello che è accaduto. Poi si dice che diciamo, queste delibere, questi decreti sono così generali che non si può scendere nel particolare. Invece insomma, questa è la dimostrazione che si può, addirittura partendo da un caso specifico di una signora che ha contattato la regione, addirittura arrivare a rimodulare a livello locale un decreto che sembrava così intoccabile. Bene, grazie ancora Anna Maria e buon No, infatti, buon poi lavoro. volevo segnalarti anche che da oggi è partita una nuova comunicazione dalla sala stampa della regione, insomma della sede della Protezione Civile, con l'interprete del linguaggio dei segni. Sì, ecco, abbiamo visto anche quello, infatti prima l'avevo accennato, certo, Sì, è un altro segnale di adattamento in meglio, diciamo, alla situazione. Cioè, mancava quello ed è stato aggiunto, quindi bene, altro segnale buono, ecco, diciamo, nelle tante cattive notizie che ci sono in questi giorni, è comunque un segnale di attenzione, ecco, Esatto. a chi è più debole, che
insomma fa bene. Grazie ancora Anna Maria, ciao, ci sentiamo. E allora se magari più permetti, tardi. sì, ci salutiamo e ci sentiamo più tardi. Certo, buon lavoro, grazie. Ciao a tutti, Anna Maria. arrivederci. Ciao. Ancora adesso ci spostiamo tra poco a Vicenza, andiamo a vedere un po' qual è la situazione lì, ci colleghiamo con la nostra collega Gabriella Basso che ci racconta un po' come sta vivendo la giornata di oggi Vicenza. Volevo prima parlare di ricerca e farvi vedere un altro servizio, un servizio preparato dalla nostra redazione di Padova sulla Città della Speranza, una fondazione che lavora per la ricerca soprattutto in campo pediatrico, ma che adesso si sta dando da fare, ecco, mettiamola così, anche per combattere il coronavirus. Allora andiamo a sentire come nel servizio di Ferdinando Garavello. La Fondazione Città della Speranza scende in campo contro il coronavirus, schierando l'Istituto di Ricerca Pediatrica per uno studio innovativo che contribuirà ad aggiungere conoscenze alla ricerca internazionale, suggerendo nuovi approcci terapeutici e favorendo lo sviluppo di un vaccino. Il progetto, per il quale la Fondazione ha concesso un finanziamento di 500.000 euro, si pone l'obiettivo di verificare la risposta immunitaria al coronavirus nella popolazione veneta, per capire quali siano le difese immunitarie efficaci contro il virus e perché esse vengano meno in alcuni pazienti. Il gruppo di lavoro sarà coordinato dal professor Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell'Università di Padova, e dalla dottoressa Antonella Viola, direttrice scientifica dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza. Grazie alla Fondazione Città della Speranza parte questo progetto che ha lo scopo di andare a studiare la risposta immunitaria nei pazienti Covid-19. È un progetto importante perché ci aiuterà a capire perché alcuni pazienti sono asintomatici mentre altri sviluppano una patologia molto grave. Si tratta quindi di una ricerca fondamentale per creare le condizioni per lo sviluppo di vaccini e per comprendere al contempo maggiori informazioni sull'infezione. E aiuterà anche nello sviluppo di un eventuale vaccino, perché se non sappiamo come funziona il nostro sistema immunitario è difficile anche poi progettare delle terapie specifiche. Quindi siamo davvero molto contenti di questa collaborazione con l'Università di Padova e con il professor Crisanti e adesso cominciamo a lavorare. E allora la ricerca al servizio della medicina, in questo caso da una struttura che è potente, perché la Fondazione Città della Speranza è veramente forte a livello nazionale. E il governatore Zaia ha detto che ormai tutti gli ospedali hanno la loro dotazione di presidi, quindi mascherine e quant'altro. Ce ne sono milioni in arrivo, abbiamo detto di distribuirle oggi alle case di riposo e ai centri servizi, ha detto Luca Zaia. Stiamo parlando di mascherine chirurgiche, sono stati acquistati altri 400.000 kit istantanei, più altri 100.000 donati da privati, quindi per il governatore il mercato si sta un po' stabilizzando, ecco, diciamo così. E poco fa dicevo che saremmo andati a Vicenza per capire un po' la giornata di oggi, come è vissuta, se c'è qualche notizia diversa dalle altre province del Veneto, e lo faccio chiedendolo a Gabriella Basso, che è in collegamento con noi dalla redazione di Vicenza. Gabriella, siete tornati, cosa hai fatto oggi? Oggi sto facendo tutte domande molto personali, chiedo ai nostri ospiti cosa hanno fatto, dove sono stati, che cosa hanno visto in giro. Ecco, facci un po' la fotografia. Molti non possono nemmeno uscire di casa, spero quasi tutti, perché quella è ovviamente l'obiettivo. Allora tu, anche per il nostro lavoro, puoi costituire un po' sostituire, ecco, gli occhi di chi è rimasto in casa. Com'è oggi Vicenza? Cosa hai visto e dove sei stata? Allora, intanto buongiorno ai telespettatori, a te Federico. Intanto vi voglio dire che oggi sono stata a Brendola, dove è iniziata la consegna delle mascherine casa per casa dalla parte della protezione civile ai vari nuclei familiari. Insomma, si sono organizzati questa mattina presto, hanno cominciato a passare per le vie di questo paese, questo grosso paese alle porte di Vicenza. La gente ovviamente era molto contenta, c'è chi ha chiesto ma possiamo avere un pacco, lo posso avere per mio figlio, e quindi c'era tutto questa anche aspettativa, sì, c'era proprio l'aspettativa di queste mascherine. Ancora c'era chi magari era perplesso un po', ma servono, non servono, ma le devo mettere, come le devo usare,
C'è chi chiedeva ma sono lavabili, non sono lavabili. Allora ricordiamo che innanzitutto non sono lavabili queste mascherine, che le mascherine fatte da Grafica Veneta, ricordiamolo, ma si possono comunque disinfettare, ecco, questa è la cosa importante, possono essere quindi riutilizzate per alcune volte, insomma, disinfettandole in maniera opportuna. Diciamo poi che parlando con il sindaco di Brendola abbiamo anche capito che tutto sommato la cittadinanza è abbastanza attenta, corretta a rispettare quelli che sono tutti i decreti che man mano si sono susseguiti, che hanno ristretto sempre di più le libertà personali, anche i negozi, le attività, insomma stanno seguendo le chiusure, le zone industriali sono sempre più deserte sia di mezzi, di camion piuttosto che di macchine di dipendenti, da qualche parte compare il cartello appunto per la chiusura come da decreto. Comunque rimangono sempre i furbetti purtroppo, perché i carabinieri già la scorsa notte hanno di nuovo sanzionato e denunciato alle autorità preposte 17 persone che hanno violato il decreto appunto di non uscire di casa senza un motivo comprovato, quindi salute, per lavoro, per necessità improrogabile. Le scuse, avete come incontrato sempre, voi i controlli oggi? Avete visto qualche allora, posto di controllo? posti di controllo no, ma io non personalmente, diciamo, però ho visto tantissime macchine sia di carabinieri che di polizia che comunque controllavano il territorio, giravano e controllavano il territorio, non veri e propri posti di blocco, diciamo, anche se in questo momento sia ieri che oggi sono più in controllo in quelle che sono le zone industriali, per vedere che appunto le aziende effettivamente, quelle che non sono nel codice Ateco, ricordiamolo, che quindi devono chiudere, verificavano che i lavoratori e aziende venissero chiuse e i lavoratori appunto lasciassero l'attività, certo. Perché oggi ricordiamo è l'ultimo giorno per poter rimanere aperti quelli che non compaiono nel lungo elenco del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Certo, prima di salutarti Gabriella, Vicenza invece? Un Ecco, piccolo punto della Vicenza situazione invece, su Vicenza. Vicenza, guarda, sono arrivate delle foto che forse vi ho anche mandato, che mostrano una Vicenza alle 9:30, 10 del mattino, che era praticamente deserta in vari punti della città, zona stadio piuttosto che quartiere Quadri, corso Padova. Deserta, la gente sta in casa, non esce, le strade sono sanificate, l'amministrazione comunale ha provveduto a lavare tutte le strade e soprattutto i marciapiedi in modo particolare. E ecco, una cosa che volevo dire anche importante, ricordare che soprattutto per quelle che sono le persone senza fissa dimora, il Comune ha messo a disposizione, Ecco, guarda, sto creato facendo vedere Gabriella proprio le foto che ci hai mandato, sì, eccole qua, la prima, adesso mostro anche le altre, effettivamente strade completamente deserte. Completamente deserte, magari ecco più in centro storico, magari qualche pedone, qualcuno che passa, c'è sicuramente ancora qualcuno che va a prendersi il giornale piuttosto, è più facile scendere dal centro e trovare magari qualcosa aperto, lungo le strade è più difficile. Certo, ecco, per i senza fissa dimora ti dicevo una cosa importante, che oltre alle strutture che li fanno sì che queste persone rimangano il più possibile all'interno diciamo in un posto chiuso e quindi come fosse una casa, diciamo, i pasti vengono veicolati nelle strutture aperte, è stato istituito anche da parte di un servizio, diciamo così, di medici volontari di salute solidale che fanno un triage telefonico proprio dei senza fissa dimora, che anche questo è importante, perché siano controllati ovviamente. Certo, controllati e aiutati, perché e no, aiutati, c'è anche quello, certamente. Ovviamente. Va bene Gabriella, prossimi appuntamenti, c'è qualcosa in programma? Tra oggi e domani avete qualche iniziativa diciamo istituzionale, insomma in questo momento c'è sempre un po' il punto fatto con il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, che fa un po' il punto della situazione su quello che sta facendo il comune, come sta andando la situazione, mettendo un po' in luce anche i comportamenti di quelli che sono appunto i suoi concittadini, anche se, come dicevo, tutto sommato insomma, i vicentini sono abbastanza rispettosi, c'è ancora chi magari continua magari un po' a essere
un po' così titubante. Ecco, adesso nei prossimi giorni ci sono tante cose che in tema di coronavirus cominciano a venire a galla, anche per esempio c'è il problema di quelli che sono i lavoratori ambulanti, i mercati che sono chiusi, però devono continuare a pagare comunque bollette, le varie tasse che ci sono anche per l'occupazione della piazzola piuttosto che dell'ombra, del telone, quindi tutte cose che devono pagare, che sono spostate in avanti, ma comunque dovranno essere pagate. Giustamente ci sono tantissimi problemi collegati al problema coronavirus. Grazie, e che noi approfondiremo ovviamente. Certo, allora grazie, poi ovviamente nei telegiornali di Vicenza un po' di aggiornamenti e anche l'approfondimento di quello che ci siamo detti. Buon lavoro a te e alla redazione di Vicenza. Ciao e grazie. Ha parlato di mercati Gabriella e vi do anche questa notizia perché sono stati sospesi i mercati settimanali a Bassano fino al prossimo 3 aprile. Il mercato settimanale del giovedì e del sabato mattina, il mercato agricolo della domenica mattina in quartiere Angarano e i posteggi per la vendita di beni alimentari che si svolgono in area pubblica. Il mercato ortofrutticolo invece sarà aperto solo per gli operatori. Vi mostro adesso un servizio di Vicenza, prima di Padova, poi torniamo, un altro ospite importante che farà il punto della situazione con noi. Vi porto a Padova per vedere la situazione sugli argini. Si è parlato molto degli argini di Padova sui quali la gente andrebbe a correre ugualmente anche se è proibito, le fettucce bianche e rosse strappate che erano state posizionate dalla Polizia Municipale. Francesco Ratai ha fatto un giro per noi e andiamo a vedere cosa ha trovato. Ecco come si presentavano gli argini di Padova questa mattina. Siamo sul lungargine scaricatore, uno dei più frequentati, quello che dal Bassanello collega le chiuse di Volta Barozzo. Qui, solo pochi giorni fa, erano molti cittadini che approfittavano delle belle giornate ed infrangevano la quarantena per passeggiare o correre. C'è voluta però una serie di ordinanze per fermare gli amanti della corsa, che ora sembrano aver capito che affollare un argine in questo periodo emergenziale è pericoloso per sé e per gli altri. Certo, qualcuno è passato e continua a passare, come dimostrano i sigilli messi dal comune e strappati da qualche vandalo. È di qualche giorno fa l'ordinanza voluta dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, per limitare gli spostamenti a 200 metri da casa propria. Provvedimenti che i padovani hanno assimilato nella certezza che quello che ora, per il bene di tutti, è un argine vuoto, torni ad essere in futuro, quando questa emergenza sarà passata, la palestra a cielo aperto, tanto cara ai cittadini. Eccoci, sorrido perché nel frattempo mi sto connettendo con il nostro ospite su Skype, credo che ci sia, eccolo qui a pieno schermo. Diamo il benvenuto al sindaco di Treviso, Mario Conte, che sta sistemando, dal computer o dal telefonino? Dal computer mi pare. No, questa volta dal telefonino perché ho risposto prima. Ok. Senta Sindaco, intanto la prima domanda la sto facendo un po' a tutti gli ospiti che la ringrazio ovviamente di questo collegamento. Cosa sta facendo? Dov'è? Proprio fisicamente in che stanza è? Cosa sta facendo? Si è interrotto per parlare con noi? E cosa c'era prima e cosa ci sarà dopo? No, io sono nel mio ufficio qui nel municipio. Sono appena rientrato dal giro con la protezione civile perché noi siamo in piena fase di distribuzione delle mascherine. Poi abbiamo delle call di coordinamento tra i volontari, tra la protezione civile, la polizia locale, l'azienda sanitaria, insomma il nostro programma giornaliero oggi in questo periodo è tutto completamente concentrato su questa emergenza sanitaria. Senta Sindaco, visto che lei era con la protezione civile, va bene i video, vanno bene le immagini, va bene anche l'audio, ma chi meglio di lei può dirci che cosa legge negli occhi delle persone che incontrate quando portate le mascherine, voi e ovviamente i volontari della protezione civile che bisogna ringraziare ogni volta che li nominiamo. Cosa legge negli occhi, al di là della mascherina, che ovviamente penso siano felici di riceverla, ma un po' in generale negli occhi dei suoi concittadini cosa vede? Il desiderio di tornare al più presto alla normalità, quindi una grande voglia di impegnarsi perché hanno capito che ognuno di noi ha un ruolo importantissimo in questa partita e ognuno di noi deve fare il massimo per dare il proprio contributo. Rimanendo a casa sembra poco, ma si sta facendo in realtà tanto per arginare il contagio, però
incontrandoli e vedendoli, vedo proprio questo desiderio di tornare al più presto alla normalità, una grande determinazione, anche un grande spirito di solidarietà tra persone, perché ci si aiuta, si apprezza il lavoro dei volontari che molte volte si dà per scontato. In realtà il volontario sacrifica il proprio tempo, sacrifica la propria attività, le proprie passioni per mettersi a servizio della comunità. Quindi ringrazio la Protezione Civile, gli alpini che anche in questa occasione stanno facendo qualcosa di straordinario, la polizia locale e tutte le forze dell'ordine che stanno coordinando e gestendo il territorio in modo ottimale. Poi consentitemi per l'ennesima volta, non mi stancherò mai di ringraziarli, tutti quelli che invece in queste ore, in questi giorni, in queste settimane, quegli uomini e quelle donne che stanno lavorando all'interno delle strutture ospedaliere, indipendentemente dal ruolo, dal medico alla responsabile o alla ditta delle pulizie, dal cuoco all'infermiere, perché stanno facendo turni su turni, stanno gettando veramente il cuore oltre all'ostacolo per tutelare la salute nostra, della nostra famiglia e di tutta la comunità. Quindi grazie davvero. E noi ci uniamo ovviamente a questi ringraziamenti. Prima di farle un'altra domanda istituzionale, poi la lasciamo perché certamente sarà impegnato, gliene faccio un paio personali, cioè nelle ore in cui, penso poche, riesce ad essere a casa, quindi riesce a ritagliarsi un po' di tempo, che cosa le passa per la testa? Le butto lì, ansia, rabbia, preoccupazione, paura, determinazione, insomma che cosa pensa quando è a casa, tra virgolette, tranquillo? Diciamo che chi mi conosce sa che uno dei miei lati forti forse è proprio il carattere. Tra l'altro la passione per la montagna mi porta sempre ad avere l'obiettivo, quello di arrivare in vetta indipendentemente dalle condizioni, ma sempre con la testa sulle spalle, con grande responsabilità. Sono abituato ad ascoltare e a valutare quali sono i miei limiti, però in questo momento sono concentratissimo nel traghettare la mia comunità fino all'uscita da questo tunnel. Si comincia a intravedere piccolissima la luce in fondo al tunnel, anche se i numeri dicono che i contagi sono in continuo aumento, però vedo che il sistema sanitario veneto regge e quindi questa è una speranza, è quella lucetta che vediamo in fondo al tunnel. Le ore a casa sono molto poche e la verità è che faccio un po' fatica a dormire perché il pensiero è sempre rivolto a chi mentre noi riposiamo in realtà sta lavorando e a chi mentre noi riposiamo sta combattendo tra la vita e la morte, quindi alle 134 persone in terapia intensiva, ai familiari delle persone che non ci sono più, e se devo essere sincero ogni tanto il mio pensiero vola anche qualche chilometro più in là e vado soprattutto a Bergamo dove la situazione è veramente drammatica e quindi il mio pensiero va anche a tutti quei sindaci che hanno un peso magari molto più pesante rispetto a quello che devo sostenere io, che però ammetto che è un bel peso, ma lo faccio con grande spirito di responsabilità. Sembrano più parole di un capitano di una squadra sportiva che di un sindaco, ma che ci sono tante analogie tra l'altro in questi due ruoli. Per la spesa com'è organizzato? La spesa, io vado qui nel supermercato che c'è in centro a Treviso, ormai il mio ufficio è diventato anche la mia cucina e quindi mangio, ma a differenza di qualcuno che sta ingrassando io mangio molto poco e spero di dimagrire un pochino, che mi farebbe anche bene, però insomma diciamo che il mangiare è l'ultimo dei miei pensieri. Certo. No, ma io lo dicevo anche per capire a livello così di spesa, cioè supermercati, lei, la famiglia, come siete organizzati, chi va come quanto andate. Come tutti gli altri cittadini, Okay. Ci mettiamo civilmente in coda, aspettiamo il nostro turno e andiamo avanti. Io devo ringraziare veramente la cittadinanza perché in questi giorni sia dal ritiro della mascherina alla coda che vedo nelle farmacie e supermercati, vedo grande correttezza, grande pazienza, grande responsabilità, quindi tutti rispettano le distanze, vedo che la gente rimane a casa, esce proprio per prendere la boccata d'aria o per fare il passo sotto, 2 passi sotto il proprio condominio, però segno evidente che siamo un popolo molto civile e questo mi rende molto orgoglioso. Bene, lo facciamo anche nel nostro interesse, cioè nel senso che più siamo bravi, prima speriamo si possa uscire da questa situazione. L'ultima domanda è come presidente dell'Anci Veneto, cioè insomma il presidente dell'associazione che riunisce i sindaci
della nostra regione, la priorità per tutti voi, cioè il punto comune, la priorità nella richiesta da fare al governo, immagino anche tramite la regione, se c'è la possibilità, qual è? Su cosa state battendo in queste ore? No, guardate, la verità è, forse non vorrei essere troppo duro, però ho sentito molte volte parlare del Cura Italia. Noi sindaci chiediamo i cura italiani, nel senso che lo Stato, le amministrazioni forse possono stare anche un po' peggio da un punto di vista di bilanci, ma di certo non possono stare peggio i nostri cittadini. Lo Stato, le città, le province e le regioni si fondano sui cittadini, cioè noi dobbiamo rimettere i soldi in tasca ai nostri cittadini e far sì che loro stiano bene, perché se loro stanno bene poi le istituzioni si riprendono in tempi brevi. Se noi ci concentriamo sui bilanci comunali o sui bilanci dello Stato e ci dimentichiamo delle esigenze primarie dei cittadini, credo che non ne verremo fuori tanto facilmente. Quindi io sono per il Cura Italiani più che per il Cura Italia. Se l'Italia come Stato magari sta un po' male o il debito pubblico aumenta un pochino, non importa se stanno meglio i nostri cittadini. Su questo noi dobbiamo concentrarci, non possiamo perdere altro tempo, perché le chiamate che ci arrivano ormai quotidianamente in lacrime dei nostri cittadini, delle partite IVA, degli imprenditori, dei commercianti, ormai sono gridi d'allarme che non prevedono più tempi d'attesa. Questi hanno bisogno di avere soldi veri subito, da domani mattina, cioè noi possiamo spostare le scadenze, possiamo non far pagare gli affitti, possiamo scontare i plateatici, ma se non mettiamo soldi nelle tasche dei nostri cittadini sarà veramente difficile superare questo periodo che non è ancora arrivato alla fine, certo, perché si parla ancora di 3-4 settimane, un mese, speriamo. Quindi lo Stato acceleri, noi le amministrazioni comunali quello che possono fare lo stanno facendo, ma qui c'è bisogno di fondi, c'è bisogno di soldi veri nelle tasche delle famiglie, degli imprenditori, delle partite IVA. E subito, non come c'è dice lei, tempo certo, da perdere. Certo. Grazie infinite Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente dell'Anci Veneto, buon lavoro e grazie Vi chiedo scusa per questo grido d'allarme, però credetemi, noi incarniamo le esigenze dei nostri cittadini. Il sindaco si chiama primo cittadino perché è a capo di tutti gli altri cittadini, ma è alla pari di tutti gli altri e le difficoltà dei nostri cittadini sono le nostre e quindi se ci permettiamo di dirlo è perché lo stiamo vivendo sulla nostra pelle e i cittadini non suonano il campanello di Palazzo Chigi ma suonano il campanello del municipio, ve lo garantisco, e chiamano i sindaci al cellulare a tutte le ore. Abbiamo bisogno di avere un segnale forte dallo Stato e dall'Europa. Grazie anche di questo spaccato proprio quotidiano della vita di un sindaco in prima linea. Grazie ancora a Mario Conte, dicevo, e buon lavoro, interrompo la comunicazione e la ringrazio. C'è anche la cronaca, prima di un altro ospite per parlare di economia e di aziende, c'è anche un po' di cronaca. Andiamo a Padova dove c'è stato un incendio un po' particolare perché l'incendio è avvenuto proprio in centro città, nel ghetto, quindi nel cuore di Padova. Ebbene sì, la cronaca va avanti nonostante l'emergenza coronavirus. Vediamo cosa è successo. Incendio in centro storico a Padova martedì sera alle 20. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le fiamme sono divampate al quinto piano di una palazzina di via Soncin. I pompieri, arrivati con 5 mezzi e 11 operatori, sono riusciti a spegnere le fiamme evitando la propagazione all'intero edificio. Le cause dell'incendio probabilmente scaturite dal piano cottura sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Eccoci, tornati in studio, abbiamo ancora una decina di minuti, allora ci colleghiamo subito, l'ho visto un attimo fa, poi è sparito ma penso sia con noi, eccolo qui, William Beozzo, buongiorno. Buongiorno. Ci sente? Buongiorno, presidente di Api Industria che insomma abbiamo chiamato perché vogliamo capire cosa sta succedendo un po' in queste ore, insomma dal vostro punto di vista ma anche dal punto di vista del governo, cioè cosa sta facendo per voi. Intanto il vostro stato d'animo, preoccupati, disperati, non so se sia una parola eccessiva, comunque insomma, preoccupati di quello che sta accadendo e anche soprattutto guardando a domani e a dopodomani, immagino.
Beh, guardi, devo essere sincero, la preoccupazione vale per le imprese, vale per le famiglie, vale per le famiglie dei nostri addetti, quindi c'è una grandissima preoccupazione per quello che è, diciamo, la situazione oggi sanitaria, che è l'emergenza primaria in questo momento. Noi come Apindustria Confimi già dal 14 di marzo, quando avevamo fatto Posso chiederle, scusi se la interrompo, se si allontana un attimo così la vediamo meglio, più che altro, perché sennò è troppo vicino. Ecco, così, perfetto. Scusi, ma era per sistemare anche, chiamiamola, l'inquadratura. Ecco, scusi se l'ho interrotta. Perfetto, ecco. Noi già dal 14 di marzo avevamo chiesto alla Regione sull'accordo sindacale, durante l'incontro fatto via call con l'assessore Donazzan, che le imprese non di estrema necessità venissero chiuse. Quindi noi abbiamo avuto sin dall'inizio un grande senso di responsabilità anche per le nostre maestranze e soprattutto anche per le loro famiglie, perché avevamo capito e percepito la tensione che c'erano all'interno dei nostri stabilimenti, giustamente, e soprattutto per dare serenità all'interno degli ambienti di lavoro, ma anche per mantenere quella serenità dovuta all'interno delle famiglie dei nostri collaboratori. Quindi la situazione a livello economico in questo momento viene rappresentata con una situazione, diciamo, molto importante e di una preoccupazione per quanto sta accadendo. Noi oggi sappiamo, abbiamo avuto e stiamo aspettando la documentazione ufficiale che a Roma presso il Ministero dello Sviluppo Economico c'è stata una riunione con le associazioni di categoria e i sindacati per rivedere quella famosa lista dei codici Ateco. Parliamo proprio di oggi, cioè questa è una cosa avvenuta nelle ultime ore. Stamattina, quindi sicuramente verranno rivisti nuovamente i codici Ateco delle attività che da domani, quindi dalla mezzanotte di oggi a domani, possono continuare a svolgere quelle attività necessarie per alimentare i vari settori dell'industria alimentare e agroalimentare, tutto quello che è la situazione oggi della situazione emergenza. Scusi se la interrompo, questa modifica in corso, che è un po' continua, insomma, ora per ora, dell'elenco di aziende, dei codici, eccetera, lei la vede, al di là di qualunque interpretazione politica, glielo chiedo come addetto ai lavori, la vede come un segno negativo o positivo da parte del governo? Guardi, io le do, allora, qua c'è un problema, si annunciano prima per televisione i provvedimenti e dopo ore e ore, se non giornate, arriva la documentazione ufficiale, creando una confusione nell'ambito dell'impresa che è abituata a ragionare nell'immediato, non da poco, perché se noi pensiamo che sabato sera viene lanciata una conferenza stampa, il decreto fino a domenica sera ufficiale non c'era e quindi la situazione è stata veramente drammatica anche per i nostri uffici all'interno dell'associazione, perché lunedì i centralini erano in tilt per telefonate, quindi io già da oggi, prima del vostro collegamento, sto ricevendo notevoli importanti telefonate di aziende che oggi sono collegate a dei settori necessari e sono ancora in attesa delle dovute autorizzazioni prefettizie per poter continuare a lavorare. Ecco, quindi io dico una cosa, il mondo dell'impresa ha dimostrato di avere una grandissima responsabilità e un impegno sociale e territoriale, perché già dal 16 moltissime imprese, moltissimi imprenditori hanno deciso di fermare le loro produzioni e attivare tutti quei mezzi di tutela, diciamo, cassa integrazione non solo, ma di quella tutela anche per poter far lavorare i propri collaboratori da casa. Quindi noi su questo punto di vista abbiamo sempre detto una cosa importante: è inutile tenere un'agonia in questa situazione e lavorare consapevoli che le frontiere sono chiuse, e dobbiamo considerare che noi abbiamo una percentuale importante, circa il 40% di esportazione dei prodotti che vengono fatti in Veneto, quindi produrre per non riuscire a esportare, visto e considerare che la pandemia ha preso tutta l'Europa, quindi non c'è senso continuare a produrre. Posso chiederle, prego, se vuole, volevo chiederle, siamo in piena emergenza, però immagino voi state già pensando anche a domani, cioè quando si vedrà un po' di luce in fondo al tunnel, ci sarà bisogno di ripartire velocemente. Sarà solo una questione di soldi? Io immagino che voi ci state già ovviamente ragionando e state già affrontando il tema. Ci mancano un paio di minuti, volevo chiederle questo, cioè sarà solo una questione di soldi ripartire o no? No, non sarà solo una questione di soldi. Qua effettivamente oggi stiamo gestendo la fase 1, come le dicevo prima, e l'emergenza sanitaria. Qua il governo, ed è questa la nostra grossa preoccupazione, non sta già intervenendo sulla fase 2,
che è quella fase importante dell'economia di questo paese. Noi dobbiamo renderci conto che da domani il 70% delle imprese italiane non produce. Quindi quel 70% di imprese italiane, se non viene tutelata, se non vengono create quelle condizioni economiche, sociali per poter permettere, una volta che è finito questa emergenza, di riprendere con la stessa velocità, noi rischiamo che quel 70% ne troveremo forse 40 e il 30 lo perdiamo. Dietro a questo si creerà un grosso problema sociale, perché dobbiamo anche considerare che il consumo privato verrà totalmente bloccato, quindi partendo dalla piccola bottega di paese arrivando sino alla grossa azienda manifatturiera, se non c'è un consumo di quello che è il tessuto, tutto si blocca. Quindi quello che noi ci preoccupa veramente oggi è non vedere un'azione forte e puntuale, soprattutto come è stata gestita sia l'emergenza sanitaria all'inizio, perché se consideriamo che lo stato d'emergenza era stato dichiarato il 31 di gennaio e le prime azioni vere le abbiamo viste a metà, quasi fine febbraio, quando sono scoppiati i primi contagi, la nostra preoccupazione forte è che queste manovre che si parla, questo decreto che dovrebbe uscire ad aprile e soprattutto questa mancanza di dialogo all'interno del Parlamento, quindi leggi chiare e precise, discusse per salvaguardare l'economia dell'Italia e del nostro paese, noi siamo veramente molto preoccupati, perché vediamo che non c'è una linea, quindi è una nave in mezzo a un mare remoto senza un comandante che la sappia governare. È un po' come la Concordia che si è messa su un fianco durante le storie che conosciamo tutti, insomma. Grazie infinite. William Beozzo, presidente di Appindustria, è stato Grazie a voi. Prima di salutare, se mi permetto un ringraziamento, condivido e mi affianco alle parole del sindaco di Treviso. Un grazie a tutti quei dottori, infermieri, volontariato, forze dell'ordine che oggi stanno sostenendo con grandi sacrifici, perché ricordiamoci che tutte quelle persone hanno anche loro delle famiglie e gestire questa situazione di emergenza non è facile per tutti. Siamo in una situazione di guerra e quindi va portato un grande rispetto e un grande lavoro, e anche a voi per il lavoro che state facendo e dell'informazione continua. L'ultima cosa, approfitto del collegamento. Io appartengo a un territorio importante come quello di Bassano, e a Bassano c'è un'associazione di imprenditori che sta facendo un'azione importante di raccolta fondi, l'Elios, e quindi anche noi come Appindustria aderiamo a questo importante progetto per aiutare i nostri ospedali, i nostri ammalati. Quindi un grazie a tutti e forza che ne usciremo da questa situazione. Grazie ancora William Beozzo, grazie. Per i ringraziamenti. Interrompo il collegamento, le chiedo scusa non per troncare, ma semplicemente per tornare in studio. Citato Elios, ovviamente anche noi sosteniamo questo gruppo di imprenditori, perché insomma c'è davvero bisogno e è una voce forte che si sta levando. Io vi porto anche i saluti del ministro Federico D'Incà, che avevamo contattato nel pieno di una riunione operativa. Non ha fatto in tempo a essere con noi prima della fine di questa diretta, ma poi ci porterà sicuramente presto testimonianza di quello che sta facendo il governo. Io vi ringrazio per averci seguito fin qui, naturalmente la diretta continua, altri appuntamenti e poi più tardi anche i nostri telegiornali. A dopo.